Di nuovo in diretta per andare a Grisignano di Zocco, dove è iniziata ufficialmente la fiera più antica del Veneto, atteso 500.000 di persone. È atteso quasi 1 milione di visitatori all'antica Fiera del Soco, inaugurata ufficialmente oggi. L'edizione di quest'anno, dall'8 al 14 settembre, è considerata quella della rinascita a tutti gli effetti dopo la pandemia. Grisignano di Zocco è tornata ad essere totalmente invasa da espositori commerciali di ogni genere, con un occhio di riguardo alla tradizione della Fiera Franca del mercato del bestiame, che affonda le radici nel Medioevo. Una vetrina delle eccellenze del territorio, tra luna park, intrattenimenti musicali, enogastronomia. Qualcuno l'ha definita l'Oktoberfest italiana. Grande momento oggi con questa inaugurazione, dove abbiamo avuto con noi Sua Eccellenza il Vescovo di Padova. Ricordiamo che Grisignano è diocesi di Padova e oltre al Vescovo, a Sua Eccellenza, abbiamo avuto grandissima presenza, il generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, che ricordo essere il comandante interregionale dei Carabinieri, che ci ha onorato della sua presenza. Tanti parlamentari, abbiamo avuto con noi i consiglieri regionali e tantissime altre autorità. E le adesioni che abbiamo avuto in questi giorni sono veramente soddisfacenti. Ieri sera abbiamo iniziato la prima serata, è stata veramente confortevole, proprio dopo tanti sacrifici, siamo molto contenti. Già l'anno scorso i numeri sono stati importanti, penso che quest'anno appunto veramente, vedendo anche un primo assaggio di frequentatori, di espositori, penso sarà una grandissima edizione della Fiera del Soco, quella che si merita appunto comunque l'organizzazione dell'evento. La Fiera Franca del Bestiame è sempre, qualcosa che ricorda la tradizione, la storia, come è nata la nostra fiera, però ci sono tante altre iniziative. Ricordo a tutti, ad esempio, domani la biciclettata, facciamo una prima edizione Bici al Soco. Molti sono anche gli espositori, è merito anche di un territorio vivace e dinamico che grazie anche alle amministrazioni locali si sa a mettere in mostra i nostri prodotti di eccellenza, quindi direi un ottimo lavoro e quello che posso dire è una buona Fiera del Soco per il 2023. Da Porto Buffolè a Jesolo, il via i casting per il film sulla vita di Ennio Doris. Mi è sempre piaciuto l'ambiente cinema, foto, ho fatto pattinaggio artistico per anni, quindi l'ambiente spettacolo mi piace. E quindi spera di entrare in questa produzione? Sì, è un piccolo sogno. In 400 in una sola mattinata a Porto Buffolè per il casting del film C'è anche domani, dedicato alla vita di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, amico e partner in affari di Silvio Berlusconi, scomparso nel novembre del 2021. Giacomo Campiotti, già regista di serie Rai come Braccialetti Rossi e La Sposa, vuole non solo luoghi ma anche volti del territorio. Al via dunque la ricerca di figuranti e comparse tra i 18 e i 75 anni residenti in Veneto. Prima tappa il comune più piccolo della Marca, quindi nel pomeriggio Jesolo e mercoledì 13 Caorle. E cosa conosci della vita di Ennio Doris? Non tanto, sinceramente, è un po' imbarazzante. Poi si imparano anche cose, no? Penso, entrando. Assolutamente, questo è una cosa fantastica secondo me. A me piace imparare cose nuove e provare nuove esperienze e quindi sono qua. Siamo felici che gran parte sono qua della zona. Piace l'autenticità. Per questo noi da stamattina che ci raccomandiamo con tutti gli uomini, non rasate, non fate sti tagli strani, poi ben accolti le donne con capelli naturali, le vecchiette. Mira racconta che da quando la sua agenzia è stata incaricata dei casting il telefono non ha mai smesso di suonare. Arriva una persona e mi dice: Mira, ma tu non sai proprio con chi hai da fare, qua siamo come i Padre Pio del Veneto. Cioè, mi hanno detto anche questo. Porto Buffolè, il suo centro storico fermo nel tempo, faranno anche da set agli anni della giovinezza di Doris, originario di Tombolo nell'Alta Padovana. Walter De Martin, consigliere comunale, ci accompagna a vedere gli scorci che faranno da sfondo alle riprese. Qui nel negozio di Sara Canziani in piazza verrà ricostruito il bar. Quindi dovrete in qualche modo stravolgerlo. Sì, non lo farò io, lo faranno loro che sono più esperti. E a Sara, che di professione è sarta, è stato chiesto di mettersi a disposizione nelle giornate in cui si girerà. Se per caso c'è bisogno di una figura sartoriale per aiutarli, sono qua. È il mio lavoro e mi piace.
E a proposito di cinema, mostra del cinema alle battute conclusive, e c'è anche un pezzo di Antenna 3. Anche Antenna 3 e il gruppo Media Nord-Est sbarcano a sorpresa sugli schermi dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Lido, nella nuova docuserie Fuori legge Veneto a mano armata, presentata con Terek Cherson nello spazio della Regione Veneto. Ma cosa c'entrano le nostre reti? Il ruolo di Antenna 3 e Media Nord-Est è stato fondamentale nel riuscirci a dare quel tipo di archivio audiovisivo che è stato fondamentale per supportare la narrazione della docuserie. Racconta dell'epopea di Enrico Vandelli, difende quindi diversi imputati durante il processo 7 aprile, acquisisce grande rilevanza a livello professionale e a quel punto ha la possibilità di fare il grande scatto di carriera difendendo il boss della Mala del Brenta che tutti conosciamo, Felice Maniero. In quegli anni Padova viene inquadrata come la polveriera del Nord-Est. Il racconto, con la regia di Sebastiano Facco, che ne è anche co-sceneggiatore, insieme a Marta Pasqualini, uscirà a livello nazionale a gennaio 2024. E nasce comunque da un incontro che ho avuto con Michele Vandelli, il figlio di Enrico, il quale si palesa da me portando una quantità di giornali dell'epoca, una serie di lettere scritte col padre che mi hanno stimolato il bisogno e la necessità di raccontare questa storia, prima di un uomo e poi di una regione. Voi di Antenna 3 siete fondamentali all'interno di questo progetto perché per fortuna, grazie a un contatto caro che si chiama Dino Zanin, mi è stato consigliato di contattarvi per attingere su materiale d'epoca ed archivio che non è solo unico ma è totalmente inedito. E a Venezia ritorneremo nel corso del TG di Venezia fra pochissimo con collegamenti in diretta. C'è il meteo, è tutto dal Veneto, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Prosegue l'estate settembrina con caldo quasi estivo. Mercoledì 13 una perturbazione sfiorerà il nord ma con pochi effetti. Vediamo intanto il dettaglio di domenica. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, dunque bel tempo con cielo che si presenterà prevalentemente sereno un po' su tutti i settori. Temperature stazionarie e gradevoli, minime sui 14-20 gradi, massime comprese tra 28 e 31 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo sereno e terso ovunque, tanto sole e nessuna precipitazione prevista. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 30-31 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ben poche novità. È previsto tempo soleggiato, infatti, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 31-33 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.